Ci troviamo presso l'azienda pilota dimostrativa Sasserami di Veneto Agricoltura a Ceragnano, dove quest'oggi si tiene una giornata dedicata alla paulonia, una coltura multifunzionale davvero molto importante. Una giornata organizzata da Veneto Agricoltura con Coldiretti Rovigo e d'intesa con Impresa Verde Verona per quanto riguarda la formazione. Perché una giornata dedicata alla paulonia? In Veneto sono ormai una quarantina di anni che abbiamo cominciato a parlare di paulonia. Adesso è arrivato il momento in cui la paulonia rappresenta un'opportunità per le nostre aziende agricole per differenziare il reddito e quindi qui da Veneto Agricoltura, che sta facendo delle sperimentazioni, era utile vedere dove siamo arrivati. Coldiretti Rovigo crede a questo progetto Paulonia. Per quale motivo? Sì, crediamo che sia stata una visione lungimirante di alcuni nostri soci che in tempi non sospetti hanno capito la potenzialità di questa coltivazione, che oggi, anche alla luce di problematiche energetiche e di reperimento di materie prime, può essere molto interessante e molto redditizia anche in funzione di una nuova economia basata anche su una sostenibilità ambientale sempre più esigente. Quindi su questo accompagniamo i nostri soci con assoluta forza e determinazione in un percorso innovativo e che guarda verso il futuro. Quindi questa è la paulonia. Quali sono le sue caratteristiche, ma partiamo qual è la sua provenienza? Innanzitutto va detto che la paulonia è un albero cinese, è un albero che è arrivato in Europa a metà dell'Ottocento come albero ornamentale e che adesso anche qui da noi, come nel resto del mondo, ci siamo accorti che è un albero utile, che può essere piantato per produrre rapidamente un buon legname, però principalmente un albero cinese come il gelso, quindi niente di nuovo, un albero cinese che forse diventerà importante per la campagna veneta. Per esempio, può diventare importante per quale motivo? Perché può dare ai nostri agricoltori un'opportunità di reddito alternativa, rispetto che non è alternativa nel senso o questo o quello, ma che si integra magari in una logica di produco solo cereali o faccio altre cose. Soprattutto se invece che piantarla immaginandola a pieno campo, cioè piantandola rubando superficie, la pianto in un sistema agroforestale dove piantando a filari, per esempio lungo le scoline, posso fare sia legno che cereali. Riusciamo ad inquadrare come una sorta di carta d'identità. Questa è una pianta che ha bisogno di luce, di caldo, di acqua, magari lo spieghiamo un po' meglio. Sì, la paulonia ha bisogno fondamentalmente di 3 cose. Ha bisogno di tanta luce perché è una pianta pioniera, una pianta che occupa lo spazio per prima, quindi vuole il sole. Ha bisogno di acqua, perché è una pianta che viene, ricordiamoci, da un paese che nella parte orientale è soggetto a clima monsonico e quindi quando fa caldo c'è anche l'acqua e poi ha bisogno di temperatura. Quindi è una pianta che qui nell'ambiente della pianura padana, che per tanti aspetti assomiglia all'ambiente originario della parte finale delle valli del fiume Giallo, del fiume Azzurro in Cina, potrebbe avere una seconda patria. Ecco, e invece per quanto riguarda l'utilizzo, quale può essere? È un legno che, nonostante abbia delle caratteristiche che ce lo fanno sembrare povero, un legno leggero, ha però una serie di caratteristiche tecnologiche che lo rendono molto interessante. È un legno stabile, che non si tarla, che ha una bella figurazione, che si lavora facilmente, che tiene facilmente chiodi, viti, eccetera. Quindi con questo legno possiamo fare dal mobile alla struttura in legno di una grande libreria, alla boiserie di un hotel, ma anche cose più piccole, tanta oggettistica, fino ad alcuni usi in comparti molto nobili e ricchi, per esempio quello della costruzione di strumenti musicali, visto che ha una caratteristica di essere armonico e risponde quindi al suono, come per esempio l'abete di risonanza. Questo è un impianto sperimentale, i cloni, magari se spendiamo qualche parola sull'origine dei cloni e soprattutto quali saranno le indicazioni che Veneto Agricoltura potrà dare a chi intende poi mettere a dimora, o meglio, fare questo tipo di coltura. Sì, questo è un campo unico nel suo genere, è l'unico in Italia, da quello che ne sappiamo anche unico in Europa, perché qui abbiamo introdotto tutti i cloni che per diversi
percorsi sono arrivati a essere piantati in Italia, abbiamo proposto alle ditte che li possiedono di darceli in prova e li mettiamo uno davanti all'altro, quindi è un campo dove alla fine si vede la verità, crescono di più, il legno è più buono, hanno meno problemi di stabilità al vento, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il tipico lavoro che deve fare una pubblica amministrazione che con denaro pubblico fa un qualcosa che è a vantaggio di tutti. Cominciano già a parlare, perché adesso quello che stiamo vedendo alle mie spalle sono alberi che sono al secondo anno di chioma, al terzo anno di radici. Direi che già fra 2 anni, 3 anni, da qui cominceranno a venire fuori delle indicazioni precise. E qui chi ha il clone migliore ne troverà conferma. È chiaro che poi ogni clone non dà dappertutto gli stessi risultati e quindi qui raccogliamo i risultati di questo luogo, cioè di Ceregnano. Adesso è nostra intenzione ripetere la stessa tipologia di schema sperimentale, perché qui le piante sono a gruppi di 9 piante mescolate, i vari gruppi, come si dice, a blocchi randomizzati sulla stessa superficie, e abbiamo intenzione di ripetere questo in altre realtà della nostra regione in modo da farsi un'idea sempre più chiara. Ricordiamo che ha una bella fioritura, abbiamo già detto che è un legno pregiato a cicli brevi, produce anche abbondante nettare, quindi ci sono tante altre caratteristiche che chi utilizzerà questo, chi intende poi mettere a dimora un campo di Paulonia deve sapere che quindi andrà incontro ad altri tipi di utilità. Sì, difatti l'incontro di oggi il titolo era Paulonia, una pianta multifunzionale. A me piace sempre ricordare che la Paulonia è un po' come il maiale, non butti via niente, quindi ne puoi mangiare ogni pezzo. Chiaro che avrai il pezzo nobile, la coscia con cui farai il prosciutto ed è il fusto da lavoro, la chioma che potrà diventare bioenergia attraverso la cippatura quando raccoglierai il tronco, le fioriture che nutrono molto abbondantemente le api. Si arriva a produzioni negli anni migliori a pieno campo di alcuni quintali di miele per ettaro, ma poi c'è un aspetto molto importante che oggi ci attira molto, è un grandissimo fissatore di CO2 atmosferica. Attraverso la fissazione che avviene con la fotosintesi della CO2, lui la piglia, la Paulonia la prende e la trasforma in legno. Ricordiamoci che ogni tonnellata di legno sono 2 tonnellate di CO2 che è stata messa via, quindi è una grande pianta che, se piantata come tutti vorremmo, come dice la strategia sul clima, come dice l'Europa con la sua strategia sulla biodiversità, se piantassimo miliardi di alberi, figuratevi che beneficio daremo alla lotta al cambiamento climatico, perché la vera unica struttura che noi conosciamo che può pompare giù la CO2 che abbiamo emessa sono gli alberi, che la stabilizzano poi all'interno del legno. Queste prove non si concludono qui, servirà poi degli altri progetti che dovranno coinvolgere altri, il mondo universitario o anche il mondo produttivo. Esattamente per quale motivo? E adesso stiamo lavorando, sempre qui a Ceregnano abbiamo un campo di collezione di provenienze cinesi, quindi le provenienze, quindi direttamente gli alberi nati da seme e raccolti nei boschi delle paulonie selvatiche cinesi, che sono la base per produrre gli ibridi. Gli ibridi che abbiamo qui, come ho detto prima, derivano da lavoro che è già stato fatto a monte in giro per il mondo, in varie parti del mondo negli ultimi 30 anni. Adesso qui stiamo cercando di guardare di produrci il nostro ibrido o i nostri ibridi, cioè gli ibridi di Paulonia più adatti ai climi e ai suoli dell'Italia e dell'Europa meridionale in generale.